Insospettabile veterinario 52enne trafficava metanfetamine dall'Olanda. La droga veniva spacciata soprattutto in festini gay. Il blitz della polizia a Santa Lucia di Piave. Spaccavano le vetrate dei locali, razziavano tutto quello che potevano. Identificati dai carabinieri 2 malviventi che hanno messo a segno diversi colpi nel cuore di Vittorio Veneto. Un'altra famiglia raggirata, bambini compresi, lasciati senza riscaldamento. È solo l'ultimo episodio della scia di truffe del finto idraulico che incassa caparre e sparisce nel nulla. Lunedì alle 15 nella chiesa di Visenadello di Spresiano i funerali di Alberto Ezzechiadi, il 53enne stroncato da un malore nella sua oreficeria. Giornata nazionale del personale sanitario, il punto sulle professioni con il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi che si prepara a lasciare la guida dell'azienda sanitaria dopo 10 anni. Nonostante i dazi imposti da Trump, il comparto manifatturiero tiene gli ordini dall'estero, sono in recupero, scivola invece l'occhialeria bellunese, ma la vera risposta si avrà ad aprile, l'analisi di Unioncamere. Intanto pensiamo a finire queste, poi occupiamoci di sanità e sociale. Il presidente del Veneto lapidario sulla proposta lanciata da Zaia Olimpiadi estive a Venezia nel 2036. Domani sera alle 21 in diretta su Antena 3 la serata evento al Museo di Santa Caterina. Marco Goldin racconta i capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque la cronaca in primo piano, un'ampia pagina di cronache. Andiamo subito a parlare del blitz che ha portato la polizia in uno studio, nello studio di un insospettabile veterinario 52enne di Santa Lucia di Piave. È un blitz, antidroga. Attendeva il pacco nel suo ambulatorio veterinario, ma all'arrivo del plico, assieme al corriere, c'era anche la polizia. È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 52enne italiano originario di Conegliano, incensurato. Persona insomma insospettabile, droga che secondo i primi accertamenti della polizia l'uomo faceva girare nei festini omosessuali organizzati nell'Alta Marca. La segnalazione dell'involucro sospetto è arrivata al commissariato di polizia di Conegliano. Immediate le indagini coordinate anche dalla squadra mobile di Treviso. Il plico, proveniente da Amsterdam, doveva raggiungere il veterinario con studio a Santa Lucia di Piave, ma residente a Tarzo. Una volta intercettato il pacco, è iniziato un costante servizio di osservazione. Appena consegnato, per il 52enne è scattato l'arresto in flagranza di reato. Sequestrate 2 buste contenenti circa 80 grammi complessivi di sostanza psicoattiva del tipo MDVP. Perquisito anche lo studio professionale, trovati ulteriori 4,4 grammi di metanfetamina e diverse bustine contenenti oltre 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo MDMA, nonché bilancini di precisione e strumenti per il dosaggio. Parte della droga era chiusa in una cassaforte. 1 grammo di questa sostanza arriva fino a costare 300 euro. Prima di questo sequestro erano state trovate dalla polizia delle boccette vuote della medesima sostanza in mano a giovani assuntori. E quindi le indagini non sono finite per capire chi fossero i clienti di questo traffico, di questo spaccio di metanfetamine, come sapete pericolosissime. Come pericolosissime e che provocano forti disagi sono ovviamente le razzie dei ladri, non solo in casa ma anche nei locali. Avevamo raccontato la scorsa estate di una vera e propria scorribanda di ladri nel cuore di Vittorio Veneto in alcuni locali, tanta l'esasperazione degli esercenti. Ebbene, sono stati identificati gli autori di quelle scorribande, li hanno identificati i carabinieri. 3 colpi in una notte, nel mirino dei ladri, 2 esercizi pubblici ed un negozio di parrucchiere. Il modus operandi era lo stesso, mandavano in frantumi le vetrate dei locali, poi l'irruzione lampo, arraffavano quanto potevano e fuggivano, lasciandosi alle spalle ingenti danni. L'esasperazione di uno dei titolari dopo l'ennesimo furto che ai nostri microfoni aveva detto. Ho dormito all'interno aspettandoli, cercando di aspettarli e convincendoli con le mie maniere ovviamente leggere di non entrare più.
Furti e spaccate, messa a segno a Vittorio Veneto. Nel mirino erano finiti l'Enoteca Peccato Divino, la Galleria dell'Arte e l'Air Studio di Young. Incastrati dalle impronte digitali, i due ladri sono stati identificati e denunciati. Le successive analisi dattiloscopiche e le comparazioni di laboratorio hanno permesso infatti di dare un nome ed un volto alle tracce reperite, attribuendole senza margine di errore agli indagati. È stata un'attività che ha concluso la stazione di Vittorio Veneto in maniera brillante, direi, perché hanno, tramite un sopralluogo fatto in maniera certosina, hanno rilevato delle impronte digitali che appartenevano a due soggetti, un 21enne e un 30enne di origine marocchine, senza fissa dimora e con precedenti di polizia proprio specifici per questo tipo di reati, che si erano resi responsabili e sono ritenuti responsabili di una vera e propria scorribanda notturna che era avvenuta il 19 di maggio del 2025 a Vittorio Veneto. Bottini esigui, pochi spiccioli, qualche bevanda, ma il danno strutturale provocato invece era ingente. L'operazione odierna testimonia l'attenzione continua e costante posta dall'Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, fenomeno che colpisce direttamente la percezione di sicurezza dei cittadini e del tessuto economico locale. Negli ultimi periodi questi casi hanno riguardato un po' tutti i comuni e siamo riusciti anche in altre circostanze a identificare gli autori e si tratta sempre molto spesso di persone che vivono un po' ai margini e quindi questi furti in realtà hanno un ritorno economico bassissimo per chi li commette, ma in termini di danni lasciano sicuramente il segno in chi li subisce, quindi la nostra azione di contrasto è proprio nel cercare di prevenirli soprattutto, ma anche a distanza di tempo di trovare una soluzione al caso in maniera tale che chi poi ha subito questo danno possa eventualmente anche essere risarcito. Le indagini continuano per accertare se i due malviventi possano essere responsabili di altri furti. Ancora ladri in azione, questa volta nelle abitazioni, preso di mira un condominio a Santa Lucia di Piave, forzate le serrature di 3 appartamenti. Siamo tornati a casa circa 21:30 e come tutti gli altri nostri appunto condomini, di 3 del piano, abbiamo trovato la serratura che era stata manomessa, faceva fatica a girare e subito ci siamo appunto allertati. Amara sorpresa per i residenti di questo condominio in via dell'Artigliere a Santa Lucia di Piave, località Bolda al confine con Bocca di Strada, ad essere presi di mira gli appartamenti al primo piano dello stabile. Non ci sono segni di effrazione sul portoncino d'ingresso, i ladri probabilmente sono entrati nella palazzina dai garage interrati e sono saliti dalle scale interne sino al primo piano. Qui hanno cercato di forzare le porte di almeno 3 appartamenti senza però riuscire ad entrare. Fortunatamente non sono entrati, però questa cosa ci preoccupa e dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, metterci un po' in sicurezza. Ovviamente tutti quanti subito abbiamo guardato le porte, nessuno è entrato comunque, nessuno dei 4. Non si sa se i ladri siano stati disturbati dall'arrivo di qualcuno dei residenti e siano scappati o abbiano desistito nell'intento per altre ragioni. Di fatto, per fortuna, i furti non sono andati a segno. Ora nel quartiere tutti sono allertati, ma la preoccupazione c'è. Siamo stati un po' anche scossi da questa cosa perché lo riteniamo una zona tranquilla, ecco, e non ci hanno mai verificati, almeno che io sappia, non ci sono stati eventi e questo un po' ci inizia a preoccupare. E poi ci sono le truffe. Abbiamo parlato nei giorni scorsi e più volte del truffatore seriale, il finto idraulico che incassa caparra e poi sparisce nel nulla. Ci sono centinaia di vittime di questo idraulico fantasma, ha mietuto tante vittime e continua a mieterne perché i casi si moltiplicano. Sembrava una persona competente, si è presentato con tuta e attrezzi, ci ha chiesto soldi per verificare se c'era una perdita di gas. Dopo aver sborsato 150 euro è sparito e siamo rimasti senza riscaldamento con i bambini in casa. Siamo nel comune di San Biagio di Callalta, qui vive l'ultima vittima del cosiddetto idraulico fantasma, una famiglia con 5 figli, tutti minori, rimasta al freddo dopo aver versato una caparra per un allacciamento alla rete del gas.
gas. L'uomo si è presentato puntuale, ha fatto un sopralluogo e chiesto un anticipo, poi la fuga e il silenzio. Un copione già visto decine di volte tra le province di Treviso e Venezia, il falso idraulico tuttofare, un quarantenne residente nel Trevigiano, intercetterebbe le vittime sui gruppi Facebook di quartiere, proponendo interventi rapidi a prezzi stracciati. Dopo aver incassato somme che vanno da poche centinaia fino a 1.500 euro, si rende irreperibile. Cambia nome online, modifica fotoprofilo e riparte da zero. Spesso nel mirino finiscono anziani o famiglie in difficoltà. In alcuni casi, oltre al danno economico, restano anche caldaie smontate e inutilizzabili. Questa la testimonianza di una delle tante vittime. Avevo bisogno di installare una nuova stufa a pellet nel secondo piano di casa mia, che era al freddo, quindi non aveva riscaldamento. Ho messo un annuncio sui social, cui mi ha risposto spacciandosi per un caldaista, un esperto del settore, è venuto, ha fatto un sopralluogo, io avevo già la stufa, lui doveva semplicemente comprare i tubi e fare il montaggio. Mi ha chiesto un acconto di 300, gliene ho dati 250 per bonifico. Per l'acquisto del materiale, dopodiché arrivato il bonifico, lui mi aveva dato appuntamento per il giorno dopo e è sparito. Le denunce si moltiplicano, le forze dell'ordine stanno cercando di riunire i casi in un unico fascicolo per contestare la serialità delle condotte, ma intanto il finto tecnico continuerebbe a muoversi tra la Marca e il Veneziano, lasciando dietro di sé una lunga scia di famiglie truffate. Attenzione dunque, fate molta attenzione anche perché questo truffatore è in circolazione e continua ovviamente a mietere vittime. Andiamo a Spresiano adesso, lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Visnadello, i funerali di Alberto Ezzechiadi, il 53enne titolare della oreficeria in piazza Rigo, dove è morto stroncato da un malore, suscitando profonda commozione in paese. L'abbiamo raccontato ieri con la commozione anche del sindaco Marco Della Pietra. Domenica alle 18 sarà recitato il rosario in chiesa. L'uomo si era sentito male mentre si trovava al lavoro. Ad accorgersi della tragedia, un passante che aveva subito allertato i soccorsi. Nulla da fare però per il 53enne, nonostante le manovre di rianimazione tentate a lungo dai sanitari del 118. Lunedì alle 15 i funerali, l'ultimo saluto ad Alberto Ezzechiadi a Visnadello di Spresiano. Ci sono i dati, gli ultimi dati che restano inquietanti sugli infortuni sul lavoro in Veneto, che sono aumentati ulteriormente rispetto al 2024. I dati sono ovviamente del 2025, ma questa ha una doppia lettura. Sentite. Crescono il numero delle denunce come crescono il numero degli infortuni, quindi da una parte c'è maggiore consapevolezza di chi si infortuna nel processo di denuncia del fatto grave che gli può accadere. Poi ci sono quelli mortali purtroppo, che sono anche quelli in forte aumento. Dall'altra parte però ci allarma moltissimo il numero crescente di infortuni anche gravi. Sono 71.867 gli incidenti che hanno comportato conseguenze per i lavoratori in Veneto denunciati all'INAIL nel 2025. Di questi 60.237 sono avvenuti nei luoghi di lavoro, mentre 11.630 in itinere. L'aumento è di 1.681 rispetto all'anno precedente e 2.935 rispetto al 2020, più 4,25%. Si esclude il picco del 2022 influenzato dal Covid. Tra le province in cui si è registrato un considerevole aumento, in testa ci sono Verona e Padova. Verona e Padova sono due province che hanno visto aumentare il numero degli infortuni e soprattutto quelli mortali, in particolare la provincia di Verona. Questo è determinato naturalmente anche dall'incidenza della popolazione residente e dal numero dei lavoratori occupati. Le province di Belluno e di Rovigo sono quelle meno esposte proprio per il numero di residenti e lavoratori occupati. Giovani e ultra cinquantenni tra le fasce più colpite. I giovani, quindi fino ai 35 anni, e i senior. Ci preoccupa moltissimo l'incremento sia di infortuni non mortali che di mortali nei lavoratori senior, oltre a quelli stranieri purtroppo, che sono anche quelli molto
molto esposti. I senior ci preoccupano perché significa che ovviamente sta invecchiando la demografia nel nostro territorio e nel nostro paese, e serve anche qua un investimento forte, una multidisciplinarità di approccio del problema a partire dalla formazione. Bisogna evitare che i lavoratori senior, quelli dai 50 anni in su, per capirci, oggi tecnicamente a 55 anni si è anziani, vengano coinvolti in mansioni che non sono adeguate alla loro età e al loro status anagrafico. La formazione è fondamentale, ribadisce il sindacato. Serve ancora maggiore investimento in formazione e in consapevolezza. Quello che stiamo facendo è un grande lavoro assieme alle imprese virtuose, al sistema della bilateralità, ai presidi che abbiamo previsto a livello nazionale e regionale, però è ancora molto quello che c'è da fare proprio per i numeri che sono emblematici anche della crescita dei morti che ci sono stati nel 2025. Oggi la giornata nazionale del personale sanitario, un evento formativo in collaborazione oggi tra ULSS 2, Università di Padova e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Treviso, e poi il punto sulle professioni sanitarie con il direttore generale Francesco Benazzi, che si appresta a giorni a lasciare la guida dell'ULSS 2 dopo 10 anni. Oggi si è voluto ribadire ai giovani che iniziano la carriera che sì, le tecnologie aiutano, sono fondamentali, però la medicina che prende in carico il paziente, che ascolta il paziente, che discute col paziente, che si confronta e che anche dà speranza al paziente guardando negli occhi, credo che sia la medicina che deve continuare anche in un futuro dove le tecnologie aiuteranno sempre di più a fare delle diagnosi corrette e perfette. La cura è fatta di scienza, ma soprattutto di esperienza umana. È il messaggio che emerge dalla giornata di dialogo tra ULSS 2, Università di Padova e Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I di Treviso e Belluno, promossa per onorare il personale che nel 2020, durante la pandemia, si era fatta carico di un impegno straordinario, lunghe ore e turni massacranti. Una giornata ormai diventata un appuntamento fisso anche per l'occasione educativa che offre, e la buona notizia che arriva è che nonostante la crisi delle vocazioni delle professioni infermieristiche, i corsi trevigiani sono tutti pieni. Ringraziamo i nostri operatori che sono andati nelle scuole, con la collaborazione delle scuole, perché abbiamo anche quest'anno 200 persone che iniziano la scuola la laurea in infermieristica, quindi la grossa carenza, come tutti sappiamo, l'abbiamo a livello proprio di vocazione per laurearsi in infermieristica. Quest'anno ne abbiamo 200 grazie al lavoro fatto, e quindi diciamo che il futuro dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è roseo proprio grazie a questo numero importante. Sui medici permane la carenza di dermatologi, oculisti, neurologi e cardiologi, ma la situazione oggi è molto migliorata. Dopo il Covid avevamo una situazione di vera criticità. Oggi pian piano stiamo risalendo la china e i giovani ancora oggi si iscrivono a medicina e soprattutto fanno la carriera ospedaliera, che è fondamentale. Giovani dottori che poi magari finiscono sui social, come quelli postati dalla sorella di Lindsey Vonn, che ha detto che a Treviso sono tutti belli. Noi abbiamo la fortuna di avere tanti specializzandi grazie all'università, e quindi alla collaborazione forte che abbiamo con l'Università di Padova, ma anche con altre università anche fuori regione, dove specializzandi del terzo o quarto anno, del secondo quinto anno vengono da noi, e devo dire sono tutti ragazzi carini, come diceva giustamente la sorella della campionessa, ma soprattutto sono carini e intelligenti. E mentre si fa qualche risata, il direttore sta anche preparando gli scatoloni. A fine mese scade infatti il suo mandato decennale. Devo andare via, ho fatto 2 mandati e quindi devo giustamente cambiare vita. Sto facendo scatoloni, sì. E poi lunedì ci sarà il bilancio di questi 2 mandati. Adesso invece ci sono i dati sulla congiuntura economica di Unioncamere Veneto. Sentiamo cosa è emerso. Sì, le esportazioni sono andate bene, tra virgolette, abbiamo un risultato positivo di fine anno inaspettato, si potrebbe dire, dopo lunghi periodi, e questo è un buon auspicio per il 2026.
Per la prima volta dopo 9 mesi la produzione aumenta nel settore manifatturiero, così come il fatturato e gli ordini dall'estero. E anche se sono numeri piccolissimi, sono incoraggianti. I dazi americani imposti da Trump e dichiarati fuori legge dalla Corte Suprema non hanno fatto i danni pronosticati. Su 2.000 imprese interpellate, il 66% dichiara di non aver subito impatti rilevanti e lì dove esistono si tratta di riduzione di ordini o di rinvii o ancora di contratti cancellati. Soffre particolarmente l'occhialeria nel Bellunese, il cui primo mercato è proprio quello a stelle e strisce, ma le imprese si dimostrano resilienti, aprendosi ad altre opportunità. Bisogna guardare a nuovi mercati che ci sono in giro per il mondo, perché giustamente non ci sono gli Stati Uniti, ma c'è l'America Latina, c'è l'Asia, c'è l'Africa e quindi basta esplorare nuovi mercati. È quello che stiamo facendo proprio anche in questi giorni. A giugno faremo proprio un forum sull'Asia e sull'Australia in modo tale da dare ai nostri imprenditori delle opportunità per queste aree che sono molto popolate, perché abbiamo non solo la Cina e l'India, ma abbiamo anche tantissimi altri paesi come l'Indonesia, Malesia, molto popolati. Ma il vero polso del mercato si avrà fra qualche mese, quando scadranno quegli ordini massivi e preventivi che gli importatori americani avevano fatto negli ultimi 3 mesi dell'anno in modalità pretariffa. Ma per il professor Corò la vera sfida globale oggi si gioca sui servizi. Credo che la frontiera però principale dell'innovazione riguardi davvero quella dei servizi che insieme alla manifattura devono affrontare sfide che oggi sono un po' più complicate di quelle che avevamo anche solo 5-10 anni fa. La seconda sfida è quella tecnologica. Le piccole e medie imprese ancora si fidano poco di digitale e intelligenza artificiale per ottimizzare i processi. Solo il 50% le utilizza. Le barriere sono di diverso tipo, cioè le imprese che hanno fatto questo percorso evidenziano soprattutto barriere di competenze tecnologiche, le altre invece, quelle che sono non adottanti, più barriere di tipo economico o anche psicologico. Ecco, quest'ultimo gruppo di imprese dovrebbe in qualche modo rendersi conto e capire che invece ci sono dei vantaggi non soltanto di efficienza e quindi di riduzione dei costi nell'adozione di tecnologie digitali, ma soprattutto di rafforzamento della competitività, permettendo di ripensare i propri prodotti e raggiungendo il mercato in maniera più efficiente e soprattutto anche da un punto di vista più sostenibile. Questa è l'analisi della congiuntura, ci sono anche poi previsioni di stima dello 0,8% per il 2026 in Veneto, significa anche investimenti tutto questo, e in questo scenario la Banca delle Terre Venete inaugura una nuova filiale a Trevignano. Nel 2026 il Veneto, secondo una stima, crescerà dello 0,8% dopo lo 0,5% del 2025, un dato che conferma la tenuta dell'economia regionale nonostante un contesto internazionale ancora incerto e un export in lieve flessione. In questo quadro economico, fatto di segnali positivi ma anche di nuove sfide, il tema della presenza sul territorio torna centrale, soprattutto per il sistema del credito, chiamato ad accompagnare famiglie e imprese in una fase delicata di investimenti e accesso ai finanziamenti. È in questo contesto che si inserisce la scelta della Banca delle Terre Venete di rafforzare il proprio presidio locale, mentre in molte realtà si assiste alla chiusura di sportelli. Questi locali saranno locali non per le operazioni quotidiane che vengono fatte attraverso i canali digitali ormai per il 90% delle operazioni, ma per il rapporto con le persone. La centralità della persona vorrà dire per noi essere i suggerimenti, essere i consigli, accompagnare le famiglie nelle scelte importanti della loro vita, il mutuo per la casa piuttosto che l'investimento finanziario e avere un riferimento. Da gennaio è operativa la nuova filiale a Signoressa di Trevignano in via De Gasperi, trasferita da Musano. Spazi più ampi e servizi rinnovati, un intervento che si inserisce nella strategia di consolidamento territoriale dell'istituto. L'obiettivo dichiarato è mantenere un rapporto diretto con la clientela in un momento in cui crescono le richieste di credito, in particolare da parte di giovani imprenditori e di giovani coppie per il mutuo prima casa. Quest'anno la banca ha erogato circa 490 milioni di euro di nuovo credito, di cui circa 210 milioni nei confronti dei privati e il resto nei confronti delle imprese, sia imprese di piccole dimensioni, ma abbiamo anche qualche cliente di dimensioni importanti. Lo stock di crediti finali
nel bilancio della banca ha superato i 2 miliardi di euro. L'abbassamento dei tassi di interesse, l'allungamento anche delle scadenze dei mutui, le condizioni che sono insomma direi piuttosto vantaggiose che noi mettiamo a disposizione hanno consentito a molti giovani insomma, di mettere su casa e di comprare il proprio appartamento, la propria casa. Pochi istanti di pubblicità, poi siamo di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Apriamo una veloce finestra sulle Olimpiadi di Milano Cortina che vivono gli ultimi giorni di gare, e poi ci sarà la grande cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, ed è un'Arena di Verona blindata, sarà un'Arena di Verona blindata con cecchini, esperti anti-hacker, droni per le ricognizioni aeree, agenti della scientifica dotati di bodycam, quella che appunto si appresta a vivere domenica in arena la cerimonia di chiusura. La lista definitiva delle grandi personalità non è ancora chiusa, confermata la presenza di Giorgia Meloni, in forse Donald Trump, e intanto poche ore prima ci sarà una contromanifestazione. I cerchi olimpici, le transenne che circondano l'arena, lo spiegamento ingente di forze dell'ordine, gli ultimi lavori febbrili in vista della cerimonia che accenderà i riflettori del mondo su Verona. Tutto pronto quasi per il grande spettacolo di chiusura dei Giochi Olimpici Milano Cortina, in programma domenica alle 20, con l'arena pronta ad illuminarsi per il grande show da miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Il listone è già pieno di gente. Piazza Bra si offre ai visitatori con un volto inedito, sicuramente blindatissimo, anche se la lista definitiva delle autorità e leader politici che saranno presenti è ancora avvolta dalle incognite. Sicuramente ci sarà la premier Giorgia Meloni, mentre non c'è nulla di certo sulla partecipazione di Donald Trump. La sua presenza potrebbe essere condizionata dal risultato delle gare di hockey. Se la squadra statunitense dovesse andare in finale, il presidente degli USA potrebbe assistere alla partita domenica pomeriggio a Milano e poi trasferirsi in arena alla sera per la cerimonia di chiusura. Eventualità che ovviamente richiederà l'adeguamento del piano di sicurezza già ai massimi livelli. Intanto oggi è stata presentata la contromanifestazione organizzata dalla rete di associazioni Olimpiadi No Grazie Verona, con un corteo che domenica dalle 15 attraverserà la città da Porta Palio a Piazza Sacco e Vanzetti per denunciare le ragioni della contrarietà ai giochi. Lo spreco che c'è stato, sono state vendute come Olimpiadi sostenibili, quali non sono stati spesi mi pare 7 miliardi, ci sono lavori che finiranno non so se 2030-2033, era la cosa che insomma ricordano tutti, cioè Torino sta ancora pagando le Olimpiadi invernali del 2006, Verona e l'Italia, chissà quando finirà di pagare queste Olimpiadi. Sarà una manifestazione pacifica, annunciano gli organizzatori, ma si teme che possano infiltrarsi dei violenti. Noi non abbiamo nessun sentore che ci siano invece situazioni di pericolo da questo punto di vista. Ci auguriamo che ci sia una grande manifestazione pacifica con la partecipazione di tanti, perché le cose da dire sono molte e credo che alla fine trovarci a dover pagare debiti di questa natura quando invece ci mancano i soldi per le pensioni, per la sanità, per le scuole e per lo Stato sociale, francamente ci pare una contraddizione che sia insanabile. A proposito di Olimpiadi, tiene banco in queste ore, l'abbiamo raccontato proprio ieri in diretta nel telegiornale, la proposta di Luca Zaia di candidare Venezia e le regioni limitrofe alle Olimpiadi estive del 2036 o 2040 sul modello di giochi diffusi, proprio come a Milano Cortina, tema del quale Zaia ha detto parlerà proprio domenica sera con Giorgia Meloni. E in queste ore spicca il commento del presidente del Veneto, Alberto Stefani, che era oggi in visita all'Istituto di Ricovero e Cura Sacro Cuore di Negrar e le case di comunità dell'ULSS Scaligera. Continua il suo tour tra le case di comunità del Veneto sul tema sanitario, e le parole proprio sul tema della proposta di Zaia, le parole di Stefani sembrano richiamare a temi più urgenti per la regione. Sembra quasi una stoccata, sentite. Luca Zaia ha lanciato l'idea di un'Olimpiade ancora in Veneto nel 2036 o nel 2040. Ha detto che ne parlerà con la Presidente Meloni, che ne pensa? Intanto finiamo queste, facciamo del nostro meglio e ovviamente oltre alle Olimpiadi c'è anche tutto questo che vedete attorno, la sanità, il sociale, l'importanza di essere vicini alla gente. Noi dobbiamo anche e soprattutto programmare questo aspetto importante del nostro territorio e io voglio essere in prima linea soprattutto per questo.
Una precisazione, insomma, verrebbe da dire, ma che ha un sapore politico non di poco conto. Adesso invece parliamo di arte perché siete abituati ogni venerdì, e anche questa sera c'è il momento, diciamo, il breve racconto di Marco Goldin ogni venerdì che ci racconta uno dei capolavori in mostra a Santa Caterina con la mostra evento da Picasso a Van Gogh, ma domani sera c'è una serata davvero da non perdere, una serata in diretta su Antenna 3 dalle 21 con proprio Marco Goldin che racconterà, accompagnato dalla musica, i tanti capolavori di questa mostra straordinaria. Sabato 21 febbraio alle 21, in diretta dal Museo Santa Caterina di Treviso, su Antenna 3 un appuntamento speciale con l'arte. Una serata evento eccezionale, quella che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 21 dalle sale interne del Museo di Santa Caterina, dove è allestita la mostra da Picasso a Van Gogh. Insieme al curatore Marco Goldin ci sarà Alice Montagnier a condurre gli spettatori all'interno dei capolavori di Cézanne, Gauguin, Van Gogh e molti altri. Un momento di approfondimento insieme a vari ospiti e alla splendida musica composta dal maestro Remo Anzovino, che eseguirà dal vivo al pianoforte alcuni dei suoi brani più famosi. Una diretta che si aggiunge alle piccole lezioni che ogni settimana Marco Goldin tiene sulla nostra emittente. In questo quadro gli ci dà una grande lezione di che cosa sia la pittura impressionista all'aria aperta, con le famose ombre colorate. Eccole qui, le vedete sul dorso di questo vestito di questa donna. È una giornata d'estate, c'è il sole che filtra attraverso i rami degli alberi e queste sono le immagini, le ombre delle foglie. Le famose ombre colorate, perché come sappiamo le ombre in natura non sono nere. Una mostra che rimarrà aperta fino al 10 maggio e che sta registrando numeri altissimi di visitatori. E per chi non potrà visitarla arriva questo regalo da parte della nostra emittente, una serata che promette emozioni e magia insieme ai maestri del colore. E dunque ore 21 di domani, serata evento in diretta con davvero il meglio dell'arte. A proposito di arte, restaurare con cura e conservare anche grazie alle nuove tecnologie, l'obiettivo di una collaborazione tra la Fondazione Canova a Possagno e l'ente di formazione Irigem. Le carte, i documenti, i quaderni di Antonio Canova sono custoditi nell'archivio della casa natale. I materiali originali hanno bisogno di una conservazione curata e attenta perché raccontano storie importanti nella vita dell'artista. All'interno dei registri c'è la contabilità di casa Canova e dello studio Canova, mentre nelle buste possiamo ad esempio scoprire quella che è stata la vicenda del trasporto delle opere conservate a Roma, il trasporto qui a Possagno, o ancora quella che è stata la distruzione collegata alla Prima Guerra Mondiale, e poi anche quello che è stata l'evoluzione del nostro museo attraverso l'intervento di Carlo Scarpa. Una ventina di allievi del corso per restauratori, il restauro nell'era digitale dell'ente di formazione Irigem di Rosà, sono stati ospitati dalla Fondazione Canova per una lezione teorica e pratica sui documenti, visitando anche Gipsoteca e Casa Natale. Qui abbiamo un materiale abbastanza moderno, quindi abbiamo sia carta fatta con gli stracci, però anche carta fatta poi con la pasta di legno, e quella è una carta più delicata, non solo per il contenuto intrinseco della materia prima, ma anche perché la produzione della carta era proprio su fogli più leggeri, quindi ci sono anche veline, magari dattiloscritte, che sono più delicate, e lì bisogna stare un po' attenti. La fase successiva sarà la digitalizzazione con speciali scanner o fotocamere. L'acquisizione ottica e la digitalizzazione permette poi di magari rendere il materiale fruibile online a un pubblico molto più vasto, quindi sicuramente far conoscere anche dei pezzi magari importanti o poco conosciuti al pubblico. Un altro obiettivo sicuramente è quello della conservazione del materiale. All'interno degli archivi troviamo materiali anche molto fragili, molto delicati, quindi la digitalizzazione va a generare una sorta di gemello appunto digitale dell'oggetto fisico e a preservare appunto l'originale dalla continua magari manipolazione e movimentazione. Che tempo farà nel fine settimana e nelle prossime ore ce lo dice come sempre il generale Iannicelli.
Il sistema perturbato che ieri ha provocato piogge estese in pianura e nevicate abbondantissime sui rilievi, anche sui luoghi delle Olimpiadi, si è spostato verso est e i miglioramenti l'abbiamo già visti oggi. L'alta pressione subito spinge la sua azione su di noi, vedete sulla carta del tempo, e questo quindi ha dettato il miglioramento che sarà evidente anche nei prossimi giorni. Prevediamo un po' su tutte le nostre zone, per domani un cielo poco nuvoloso, una variabilità che ci accompagnerà anche nella giornata di domenica, ma ci sarà spazio anche per rasserenamenti. Lunedì un temporaneo aumento della nuvolosità ma senza fenomeni, e poi di nuovo una variabilità. Un peggioramento per ora, ma questo ci dovremmo tornare, è previsto per fine prossima settimana. I venti sono deboli o qualche rinforzo di direzione variabile, le temperature rimangono sopra lo zero, le minime in pianura 2-3 gradi, le massime intorno a 11-12 gradi, forse in qualche posto 13 gradi. L'alta Adriatica è da poco mossa, localmente mosso. È tutto. E noi andiamo nel Bellunese. Ripartiamo da Feltre, ripartiamo dall'avvertenza idro dopo il blocco del camion che ha fatto scalpore, che abbiamo raccontato ieri. Oggi il vertice in prefettura e c'è davvero il doppio vertice in prefettura, c'è davvero da ridisegnare, da disegnare un futuro che è drammatico. Non poteva passare sotto silenzio quanto accaduto la notte fra mercoledì e giovedì, quando i lavoratori della Idro di Feltre, in presidio permanente, hanno bloccato l'uscita di un camion che aveva caricato le matrici destinate allo stabilimento di Ornago, in Lombardia. In 448 è stato mobilitato il prefetto di Belluno, che ha convocato al tavolo azienda, sindacati e istituzioni, rappresentate dalla sindaca di Feltre Viviana Fusaro. È stato un incontro importante. Grazie a Sua Eccellenza il Prefetto, che ha immediatamente, con una celerità incredibile, comunicato i sindacati che avevano chiesto questo incontro con un senso di responsabilità importante per quanto concerne il discorso della sicurezza e dell'ordine pubblico. All'incontro era presente l'avvocato della Idro, che nelle ore successive ha partecipato alla riunione convocata dalla proprietà a Feltre. Mi sembra si siano dipanate alcune situazioni di tensione che vanno dipanate, insomma, nel momento in cui si cerca una soluzione alle problematiche che sono emerse. Quindi incontro positivo. Io credo che l'azienda poi abbia agito in questi termini proprio perché non ha parlato, non ha indicato quali le motivazioni, mancanza di trasparenza che adesso deve garantire, che è stata richiesta al tavolo, il massimo della trasparenza, e che dovrebbe oggi dirimere la questione. Fino ad ora l'azienda si è appellata alla necessità di far fronte agli ordinativi attesi dai clienti, ricorrendo allo spostamento delle matrici e allo stabilimento della provincia di Monza Brianza, posto che a Feltre la produzione è ferma da diverse settimane e lo sarà fintanto che non sarà ripristinata la linea da 130.000 volt. I lavoratori hanno chiesto anche l'integrazione al salario per la parte non coperta dalla cassa integrazione, visto che lo stop produttivo non può essere loro addebitato. In queste ore, dopo l'incontro fra azienda e sindacati, si è svolta l'assemblea dei lavoratori in un clima che resta molto teso. Durissima la nota dei sindacati e dell'amministrazione comunale dopo l'episodio della scorsa notte, ritenuto inaccettabile. E ho già espresso, insomma, le mie perplessità. Non solo perplessità, insomma, anche contrarietà a questo modus operandi. Speriamo che oggi, insomma, l'incontro di oggi possa portare a qualche cosa di concreto, soprattutto nel piano della trasparenza, che noi auspichiamo, perché gli scontri non vanno mai bene quando poi si deve risolvere o si deve addivenire a una soluzione di qualche tipo. Le truffe anche nel Bellunese, denunciata la coppia protagonista del falso carabiniere. Si fingevano carabinieri, telefonate con numeri che sembravano quelli ufficiali delle caserme, voce autorevole, tono urgente. Raccontavano di incidenti stradali o arresti che coinvolgevano figli o nipoti. Poi la richiesta, denaro e gioielli da consegnare subito per sistemare la situazione. È la tecnica del falso carabiniere, un copione studiato nei dettagli. La vittima tenuta al telefono fino all'arrivo del complice incaricato di ritirare il bottino. Ma questa volta qualcosa è andato storto e la coppia di presunti
truffatori è stata individuata e denunciata. La svolta a metà febbraio, quando i due, un uomo di 40 anni, già noto per reati analoghi, e una donna di 38, entrambi campani, sono stati individuati all'ennesima segnalazione al 112 che ha fatto scattare un servizio di osservazione serrato del nucleo investigativo dei Carabinieri di Belluno con il supporto delle compagnie di Belluno e Feltre. Un primo tentativo fallito il 17 febbraio e il giorno successivo 2 colpi messi a segno a Belluno città. Poi la fuga precipitosa con l'auto abbandonata in provincia. I militari ricostruiscono ogni spostamento, scattano gli avvisi alle stazioni ferroviarie di tutta Italia e il coordinamento con i nuclei investigativi di Mestre e Bologna. Proprio a Bologna la coppia viene intercettata e fermata grazie al contributo del locale nucleo investigativo e della Polfer. Nelle borse, gioielli e contanti appena sottratti alle vittime, valore complessivo oltre 100.000 euro. I due sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso alla Procura della Repubblica di Belluno. La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita alle vittime. Un'operazione che conferma l'importanza delle segnalazioni tempestive assieme a un messaggio chiaro: nessun carabiniere chiede denaro e in caso di dubbi chiamare sempre il 112. Dopo l'intensa nevicata di ieri lungo la 51 delle Magne, le operazioni di sgombero neve e di allargamento della carreggiata sono state completate e non risultano criticità. Nell'area di Cortina d'Ampezzo, circonvallazione compresa, la situazione si è stabilizzata, la circolazione risulta scorrevole, compatibilmente con il traffico locale e gli attraversamenti pedonali nel centro abitato. Nel tratto più a nord, in direzione Passo Cimabanche, dove si è registrato il maggior apporto nevoso, sono in fase di completamento le operazioni di pulizia della sede stradale. Sono in corso anche interventi di rifinitura e rimozione degli accumuli laterali in prossimità delle barriere di sicurezza. Per la mattinata di domani sono programmati ulteriori interventi di allargamento mediante fresa nei tratti più stretti del tracciato per riportare la carreggiata alle condizioni ordinarie di ampiezza. Grazie per averci seguito. Arrivederci.